Presidente Marchi, l'estate si avvicina, abbiamo già delle previsioni in vista dei flussi estivi? Sì, l'estate ormai per noi è già iniziata con il calendario estivo. Possiamo dire che stiamo andando bene, oltre le nostre previsioni e quasi sui livelli del 2019. Quindi direi che il Covid ha prodotto nelle persone una grande voglia di viaggiare, perché il valore che si acquista con un viaggio aereo è molto più grande di quello che si spende, e quindi l'esperienza che si prova, le possibilità con cifre ormai abbordabili a molti, danno grandi soddisfazioni alle persone, e quindi noi siamo molto soddisfatti del traffico. L'intermodalità fra i punti chiave del masterplan che avete presentato, anche in vista delle Olimpiadi, collegamento aria-ferro e questa famosa bretella è un'opera assolutamente strategica. È un'opera fondamentale, e anche qui possiamo dire che ce l'abbiamo fatta con grandi difficoltà, ma oggi in questi giorni stanno cominciando i carottaggi per cominciare a preparare i cantieri per il lavoro che partirà tra qualche mese e che dovrebbe portare al 2026 all'avvio del traffico, che poi vedrà arrivare in aeroporto tanto i treni locali e regionali quanto le Frecce Rosse, e quindi la velocità non è tecnicamente alta velocità, ma in sostanza si può definire tale, e quindi anche questo è un motivo di soddisfazione, perché l'intermodalità serve per migliorare la qualità del trasporto aereo e diminuire l'inquinamento. A proposito di inquinamento, combustibili green, in che direzione stiamo andando? Voi avete visto la grande quantità di lavoro che stiamo facendo in termini di utilizzo delle energie rinnovabili, la geotermia, il fotovoltaico, l'agrifotovoltaico, che permette di continuare nelle coltivazioni agricole anche in presenza dei pannelli fotovoltaici. Sono tutti elementi per i quali noi siamo attivi da tempo. Ricordo che i primi pannelli fotovoltaici li abbiamo messi in aeroporto quasi 15 anni fa, e quindi è un impegno a continuare su uno sviluppo sostenibile. E gli aerei con cosa viaggeranno nel futuro? Gli aerei si stanno studiando nuovi carburanti, si sta studiando l'idrogeno. Noi abbiamo fatto un gruppo di lavoro insieme a SNAM e Airbus per studiare la possibilità di produrre l'idrogeno a Marghera, portarlo in aeroporto e servire gli aeroporti per i quali si sta studiando appunto la possibilità di utilizzare l'idrogeno. Poi naturalmente sono studi complessi e vedremo come andrà, però l'impegno del mondo del trasporto aereo per renderlo sempre più sostenibile, questo c'è tutto, e si concretizza anche nel nostro obiettivo di portare nel 2030 a zero le emissioni di CO2 per sale. Muoversi con i droni anni fa poteva sembrare una cosa futuristica, oggi invece a Venezia sta diventando realtà. Sì, sta diventando realtà. Noi siamo tra i primi in Italia a lavorare su questo obiettivo. Abbiamo fatto una società insieme anche ad altri aeroporti per arrivare a questi vertiporti che consentono di sostanzialmente raggiungere località non molto distanti, un raggio d'azione limitato ancora, però in totale sostenibilità in quanto veicoli elettrici. È uno dei settori di investimento per il futuro, come dicevo prima, per rendere sempre più sostenibile il settore del trasporto aereo e fare in modo che sempre più persone possano usufruirne nella massima sostenibilità per il nostro paese e per la terra. Difficoltà nel reperire personale, un fenomeno molto diffuso, riguarda anche il vostro settore? Riguarda anche il nostro settore certamente, perché poi dopo il Covid abbiamo avuto un cambio proprio di paradigma nel modo di concepire il lavoro, e quindi questo provoca in tutti i settori, e non escluso quello del turismo, del trasporto aereo, difficoltà nel garantire un presidio che deve essere garantito 24 ore su 24, 365 giorni all'anno. Però ci lavoriamo anche su questo. Senta, un'abitudine del grande imprenditore a cui lei non potrebbe mai rinunciare?
studiare e prepararsi e impegnarsi e parlare con cognizione di causa.